L'esplosione, il boato, poi le lingue di fuoco e il fumo nero, denso, che ha invaso l'appartamento di una palazzina in via Sirtori nel quartiere San Bortolo a Vicenza. Sono stati momenti di terrore per i residenti delle palazzine di fronte. E stavo uscendo con la macchina per andare al mare. È esploso. Per fortuna mia moglie non ha tirato fuori la macchina e saltato le tende e i vetri. Le fiamme hanno divorato l'appartamento, non hanno lasciato nulla di intatto, mentre il fumo ha danneggiato il vano scale, impregnando un po' tutto. Un incendio che, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, potrebbe avere una mano dolosa. Secondo le molte testimonianze, dall'appartamento poco prima si erano sentite delle urla, un litigio violento tra la coppia che da qualche anno aveva comprato l'abitazione. E lui ha detto: ecco cosa succede fare queste cose, non lo so, che poi lui è scappato sgommando e la signora lì gridava che lui bestemmiava. Sembra che alla base del violento litigio vi siano questioni economiche. L'esplosione e l'incendio sarebbero scoppiati poco dopo il litigio. Fortunatamente in casa in quel momento non c'era nessuno, anche la figlia della coppia era a scuola. Fiamme divampate rapidamente, troppo rapidamente, altrettanto velocemente dilagate per l'appartamento. E mentre ancora i vigili del fuoco sono al lavoro, la lite tra i due riesplode furiosa in strada. L'uomo, ricomparso nella via, viene preso in consegna dai carabinieri. Su di lui si scaglia la compagna in lacrime. La donna si sente male, viene soccorsa dai residenti della via. L'uomo, portato in caserma in via Muggia, è stato denunciato a piede libero. Intanto i vigili del fuoco con 5 squadre, un'autoscala e 13 uomini alla fine riescono a domare l'incendio.